La figura del garante del contribuente non esiste più, è stata abolita ed è in previsione, anche se non è stato ancora nominato, un unico garante accentrato a livello nazionale. Nelle diverse regioni del paese restano in funzione solo quelli per i quali non è scaduto il termine della nomina, quelli decaduti non sono stati più sostituiti, come è avvenuto in Friuli Venezia Giulia. Il difensore civico Enrico De Paoli è pronto a sostituire la figura del garante e colmare il vuoto che si è creato, facendo venir meno uno strumento di tutela del cittadino. Il garante dei contribuenti è stato proprio eliminato, quindi non c'è e si era previsto un garante unico a Roma ma non è stato istituito. Allora, siccome una legge dello Stato, prevede che il difensore civico può avere un'interlocuzione a tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, tranne polizia, ordine pubblico e giustizia, allora io, utilizzando questa legge, ho proposto all'Agenzia delle Entrate un'interlocuzione basata su questo per coprire un vuoto che si trascina a Trieste, per esempio, da 2 anni, da quando è cessato il dottor Trampus. Ma quali sono le funzioni, gli ambiti e lo spazio di manovra che ha un garante dei contribuenti? Può attenzionare, per esempio, su certe pratiche, segnalare qualche evidente errore e attendere, insomma, non ha una mordente eccessiva, però può attenzionare in particolari situazioni e invitare magari l'amministrazione a rimediare in via di autotutela ad eventuali sue irregolarità.